parliamo di tarasseri, fiori. Ecco, i tarasseri c'è qui che fa il famoso tarasso veneziana, seminato, che una volta era tutta un'altra lavorazione di quelle qua. Ed era proprio fatto in maniera artigianale, perché anche adesso li fa qui. Adesso compra il seminato che io va già pronto, con sacchetti fatti e tutto. Una volta si spaccava lì, spaccava piera, spaccava tutto quello che serviva i colori, bianco, rosso, verde, marrone, quello che c'era. E ora questi tarasseri faceva il famoso tarasso veneziana, e si chiamaria seminato. Ma che era una cotra di cascina prima, era una cotra di cascina che c'era altri prodotti, che c'era roba che metteva sopra, e dopo gli gettava di sopra tutta quanta il bevaron, che diceva il bevaron. Il bevaron che c'era anche qui, a secondo delle esigenze che gli serviva. Dopo giorni e giorni che ha bisogno di asciugarsi, no, sta roba, e veniva a fregare. Però non vedere le macchine che c'è adesso. Vedere l'orso, si chiamava l'orso, e l'orso non era altro che una piera che c'era stata grande 20 per 20, di spessore che avrà avuto 10-12 centimetri, se a memoria non mi inganna, 10-12 centimetri di più. Ecco, qui c'era l'orso che ora con l'acqua e i bracci e andava avanti, in finché gli cavava via tutto il bevaron che aveva gettato sopra e le rigava parlando in italiano, e se no vi dico insava tutto, io faceva bello liscio e il pavimento. E veniva fuori un capolavoro, se c'era seminato, oppure veniva fuori l'ornato. L'ornato cosa c'era? Adesso mi vedevo un'illustrazione veramente fantastica, anche qui vissuta a casa dei Totti dal Monte, e il tarasser era uno dei più bravi tarasseri veneziani, che adesso non c'è più. Si chiamava Toni, di nome. E il cognome, in questo momento mi sfugge, ma può darsi che in via di charlar, di parlare, mi veniva in mente, e ora ve lo dico. Sto signor Toni ha fatto questi tarassi a Ornai, a Veneziana, a casa del Stato. Ma che era ciò? Intanto Yugi si prestava, perché guarda il canagrando, le finestre immense, il ciaro che entra, e saltava tutto. E ha fatto questo tarasso che era la cucina, cioè è il soggiorno dove che Ori mangiava. Finito questo tarasso c'era, oltre che essere seminato, e aveva in centro, nella parte centrale, un gran rosone, che era qualcosa di, non pareva, non so che titolo dargli, una stia, non era una stia perché la stia aveva 4 punte su, di 5 non si, e ne aveva tante attorno, ed era proprio un altro. E attorno che c'era tutte quante queste fasce ornamentali, che vi dico che bisogna vederlo, bisogneria che la gente che si ha, Sassi e Porte Verte, e che per i foretti che non si veda, mettere un biglietto di ingresso, perché vale la pena. Oltre che quello, poi c'era a tutti che aveva i mobili fantastici, la CAI niente po' di meno che da Gancini, la Cador di Venezia, che era in Campo San Stefano. E questi c'era, come che ho detto, i tarasseri.